Eder, Mech, Pallister. Buonasera Claudio, ciao, come stai? Ciao, ciao. Beh, come al solito anch'io sono un poco rocco di voce, mi sembra, a suon di parlare. E niente, ho passato un bel pezzo di domenica, se così lo si può dire, perché sono andato a farmi quel mio esercizio al mare, al Molbalota, dove vi porterò appena arrivata a Trieste, dove ci vado da sempre praticamente. E poi ho fatto la mia camminatina stamattina, mi sono incrociato con mia figlia, abbiamo mangiato qualcosa assieme, sempre a Basovizza, in quella trattoria che ti dicevo che merita. E sono venuto a casa, ho anche fatto non un sonnellino perché avrò chiuso gli occhi 5 minuti, 5, però un riposino, ho staccato, ecco. E adesso sono in condizioni di dirti tutto quello che vuoi. No, io volevo parlare un attimo, no, dello sgomento che provi quando senti delle false notizie, no, che circolano su YouTube e altri Certo. social media che ti riguardano personalmente o il tuo rapporto con Liliana. Le fake news possono essere dannose e confondenti e purtroppo però la loro diffusione è facilitata dalla natura virale, no, delle piattaforme online. Queste Certo, notizie sì, però vengono create o per attirare dei click, visualizzazioni, condivisioni, però senza tenere conto della verità o delle conseguenze che possono portare, no? e questo è appunto, hai Que- ragione, cioè, ci sono tanti. No, no, vai avanti, se vuoi fare premessa ancora dillo. No, niente, proprio perché questa chiacchierata voleva essere E proprio indirizzata a sfatare alcune false notizie che da troppo tempo vengono rifilate come verità assolute. ecco, E da un sacco quindi, di gente che invece non ha titolo per farlo perché non può saperlo, tutto là ecco, è il concetto, infatti. cioè nessuno, dal marito a Covalero a qualsiasi altro, nessuno può sapere di quelli che erano i rapporti tra me e Lilli, non solamente dell'ultimo anno, ma di tutti i 42 anni, 42, e io l'ho detto, ridetto più e più volte, che noi ci siamo conosciuti e non ci siamo mai, parole che io ho detto il 15 dicembre, cioè il giorno successivo alla sua scomparsa, in questura, io l'ho ripetuto più volte, non so se quante volte loro l'hanno scritto in maniera che venga proprio pubblicato nel faldone, ma io ho dichiarato che non ci siamo mai persi di vista per lungo tempo, per un tempo relativamente lungo, almeno a livello di sentirci, motivo per il quale, ma il sentirci per telefono era una cosa e dopo ci vedevamo anche spessissimo per motivi vari, anche per prendere un solo caffè esattamente. Questo è. Allora, vorrei cominciare con la telefonata, quella lunghissima telefonata del 13, quella di 16 minuti, che ti viene attribuita che tu avresti stalkerizzato, impaurito Liliana, no? Ma Eh, il dirlo è, io lo dico, idiota, perché noi ci siamo scambiati le nostre opinioni, non abbiamo, e lui, il marito, ha dichiarato falsamente, non abbiamo mai litigato. Io posso giurarlo sugli occhi e su tutte le cose che ho più care, che io con Lilli non solo non abbiamo mai litigato, non abbiamo mai avuto un diverbio di opinioni diverse, cioè mai, mai, mai tra di noi c'è stato altro che il parlare con dolcezza e guardandoci negli occhi, io lo ripeto, torno a dirlo con amore, punto e basta. Anche nei tempi, anni addietro, decenni addietro, quando la nostra storia era appesa lì ancora, per capirci, non come nell'ultimissimo anno, ecco, soprattutto per noi il 21 è stato un anno da, non so come potrei chiamarlo, ecco, non ha termini, veramente, mm. per definirlo.
E quindi dopo quella telefonata mi sembra che lei ti abbia mandato un Ma, messaggio, no? Dopo un paio ma d'ore. allora, ecco, sì, a beneficio di tutti quelli che la pensano diversamente, in quella telefonata noi abbiamo parlato e soprattutto di dove poteva essere, non era stato ancora definito, ci c'erano un paio di opinioni, ecco, da mettere assieme. Il dove noi avremmo passato quel weekend famoso, maledetto, che poi è diventata la croce, lei non c'era più purtroppo, e avremmo potuto e dovuto passare assieme il primo weekend della nostra vita attaccati, per capirci. E io le avevo più e più volte decantato, perché c'ero stato più volte, il Melia Hotel di Umago, dove ancora oggi mi arrivano dalla segreteria inviti a passare lì il prossimo, diciamo, weekend, come veniva chiamato. Erano delle promozioni che l'albergo 5 Stelle, che lavora soprattutto per quanto riguarda la capienza ed estate, perché è una località balneare, ma anziché chiudere del tutto l'albergo per tempi lunghi, in maniera che per riprenderlo poi, ipotesi, chi fa solamente stagione estiva, finisce il tutto a ottobre più o meno, tutto novembre, tutto dicembre, tutto gennaio, febbraio, marzo, aprile, il luogo rimane abbandonato. A riaprirlo, che vuol dire maggio più o meno, per la stagione estiva, c'è da fare un lavoraccio per tutti. E nel frattempo tutta diciamo la dipendenza, tutti gli addetti vengono messi come? In quiescenza, perché sono tutti o camerieri o donne che rassettano le stanze, cuochi, eccetera, eccetera. Invece questo albergo ha trovato, secondo me, l'uovo di Colombo, che anziché chiuderlo per tutto il periodo invernale, lo usano per fare appunto questi weekend, e tantissimi, nelle feste di novembre, le feste sotto Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, per dire, anche essendo balneare la località, in realtà promuovono a prezzi veramente ridottissimi un 5 stelle che riesce a fare la mezza pensione con cena e colazione e pernottamento per 35, 36, 39 euro, che è una cosa mai vista secondo me. Certo. A stare a casa spendi di più, al limite, per Vabbè, capirci. ok. Ecco. Quindi lei ti ha E mandato il invece lei, messaggio. esatto, e dopo appunto tutto questo è durato un po', perché lei già lo sapeva, ma ne abbiamo riparlato. Lei tendeva anche infatti lo aveva detto, ma potremmo andare anche più vicino, ci sono località a Iosa per passare un weekend e basta. Noi avremmo potuto farlo in qualsiasi posto del mondo, in qualsiasi. Infatti mi risulta che ha cercato un bel 4 stelle a Sezzana, no? Sì, anche sì, e non è escluso che Forse... se lo proponeva, anche perché per andare a Cesana arrivi in un quarto d'ora, per andare al di là del fatto che è in Croazia, per cui doppio confine, tutte quelle cose che vogliamo, anche se adesso i confini ormai non ci sono più, ma allora c'era ancora quel minimo di controllo, eccetera, e poi ci sono più di 50 chilometri, 50-60, per cui il viaggio diventa subito un'ora e virgola, per capirci. Non era escluso che se lei preferiva, se lei lo promuoveva, andavamo molto più vicino. Amen. Il problema era racchiuso anche, non per essere istriani o che tutti e due ne avevamo il sangue istriano nelle vene, ma per non essere scozzesi o comunque tirchi, anche il prezzo poteva avere la sua importanza, visto che noi ci saremmo fermati almeno un paio di giorni. I 40 anziché gli 80, anziché i 120 euro a notte diventano certo. banalmente
importanti. Ritorniamo al Chiaro. messaggio però, che dopo lei Torniamo al messaggio che lei il giorno dopo, appunto, ma proprio questo, mai più avrei potuto immaginare io che quello era l'ultimo, o potevano essere gli ultimi 2 giorni della sua vita, se vogliamo. Lei mi ha mandato il giorno 13 in relax ed erano, io so dove, in sauna, perché una volta in quella sauna loro venivano via e io c'entravo, sauna e piscina piccolissima che c'è, eccolo, ed era con Sebastiano per l'ultima volta fra di loro a fare una vita di quel tipo, e ti manda un messaggio in relax pensando a domani. amore mio. Amore mio, brava, che non lo aggiungevo perché per me l'amore mio era comunque sottinteso in tutto quello che noi ci dicevamo. Ce lo siamo ripetuti un mucchio di volte, ma era sottinteso l'amore mio. Infatti l'altra porcata che è stata scritta dal giornale triestino, che Sebastiano ha dichiarato, e questo mi preme dirlo anche in maniera che venga pubblicato, pubblicizzato. Sebastiano ha detto a qualche giornalista di poco conto di Trieste che io a quarto grado ho dichiarato che l'amore si può fare anche con le mani. Allora ti rendi conto la differenza nel dire che l'amore che io ho dichiarato in quarto grado, esiste l'amore senza sesso e il sesso senza amore, obiettivamente, e questa è una verità assoluta. Subito dopo ho detto che per noi fare l'amore corrispondeva anche all'essere seduti in tavola, l'uno da una parte e l'uno dall'altra, guardarci negli occhi tenendoci per mano, tenendoci le due mani mano nella mano, guardandoci negli occhi e ripetendoci decine di volte ciao amore, amore mio, eccetera. Quello è amore. Il sesso è tutta un'altra cosa, e invece quello che dichiarava Sebastiano era una porcata, perché lui intendeva che io avessi detto che l'amore in quanto sesso si può fare anche con le mani, e questo non è un segreto perché ce lo impariamo tutti da ragazzini, uomini e donne. A 12-14 anni ti impari anche quello, allora che novità è? Ma non era quello a cui ti riferivi tu, ovviamente. Ecco, ma ammesso che potesse, è chiaro che io non intendevo mai più, però non occorre che venga scritto sul giornale che l'amore si può fare anche con le mani, perché tutti noi, nessuno escluso, lo hanno provato da adolescenti, per cui questa non è una novità, la si può gridare ai 420. Parlo di uomini, ragazzi e ragazze. Vabbè. Le prime volte cosa fai? Su, dai, siamo uomini o caporali? Ecco perché fa schifo il fatto di sentire che qualcuno te lo appioppa per averlo detto in televisione. Vabbè. Capito? Certo. Ecco, questo è. Poi obiettano che ti sei preoccupato troppo subito, quando alle 10 non l'hai vista arrivare, non l'hai sentita, l'hai chiamata e Allora, non ti ha risposto. Certo, allora, intanto non era esatto quello che è stato riportato, che lei doveva venire qua per le 10. Non è mai entrata in casa mia nei martedì precedenti dopo le 9. Lei arrivava quasi sempre alle 9, 9:05, 9:10. La mezz'ora scadeva di quella che ha detto potrò fare una mezz'oretta di ritardo e niente più. Non ha parlato di numeri, 9:15, 10, 10:30. Lei ha detto semplicemente che rispetto al solito potrò perdere una mezz'oretta, io cercherò di essere alla Wind alle 9 quando aprono, infatti così in base ai suoi movimenti sarebbe potuto essere, se qualcuno non la prendeva a bordo, per cui mezz'oretta non ci vuole di più in qualsiasi negozio di telefonia per fare i tuoi affari, i tuoi qui là, e lei dalla via Battisti andava a piedi a Piazza Goldoni, saranno 200 metri a piedi,
prendeva la prima 10 che arrivava e ce n'è una ogni 10 minuti, e se usciva dalla Wind alle 9:30, 9:40, entro le 10 era a casa mia, motivo per il quale le 10 era già il limite massimo, secondo me, per aspettarla. Appena passate le 10, ma io cominciavo a essere non in apprensione, ma in curiosità di vederla o di sentirla, perché mi avrebbe chiamato senz'altro dall'autobus, sono a bordo, arrivo fra 5 minuti o 10, per capirci. Ma in mancanza di tutto questo, io alle 10 ero, e lo posso dire, in allarme rosso, motivo per il quale io non ho fatto niente altro che preoccuparmi per cercarla per telefono, perché non c'era altro modo e mezzo, evidentemente, per cui io ho cominciato a chiamare ogni mezz'ora circa al suo cellulare, e intervallate le chiamate erano con il messaggio WhatsApp che usavamo anche per comunicare, per cui io senz'altro la mattina avrò fatto almeno 2 chiamate e almeno 2 messaggi prima di decidermi e andare via da casa poco prima di mezzogiorno, andare 5 minuti meno di 10 di guida dell'auto, ho posteggiato di fronte alla Wind prima di mezzogiorno, sono entrato alla Wind, l'ho già ripetuto 1000 volte, ma ci sono certi che hanno bisogno che lo dica di nuovo, bene, eccomi qua, sono entrato alla Wind, c'erano 2 signorine, 2 ragazze, alle quali ho chiesto se era entrata una quella, la più piccola delle 2 e la più giovane anche in base all'età che io potevo darle, un poco più di 20enne, ha detto no, stamattina ho aperto l'esercizio io e non è venuta mai qui da noi a trovarci una donna con quelle caratteristiche che avevo chiaramente, una capelli corti, col ciuffo bianco, esile, altezza, eccetera. L'ho descritta abbastanza, Lily era, non poteva essere che riconoscibilissima, anche a spiegazione, e lei non era là, per cui a mezzogiorno io sapevo che lei là non era arrivata. Le 2 ore seguenti sì che per me sono state una croce unica, ad aspettare ancora, non sapere cosa fare, a pensare cosa avrei potuto fare per ricercarla, per andare in cerca di. Alle 2 ho ripreso a fare la chiamata, di nuovo altre 2 chiamate e altri 2 messaggi WhatsApp, e questo depositato in questura, lo sapranno perché è sufficiente aver fatto come è stato fatto. Io ho posato i miei telefoni, visto che 2 li ho ancora oggi, l'altro serve per cercare il primo quando non lo trovi, perché l'ho imbucato da tutte le parti, anche in macchina attaccato al sedile, se non lo facevo squillare era ancora là, per capirci. Per cui alla seconda chiamata mi ha risposto probabilmente Sebastiano con il telefono di Lilli. Ecco, pronto, sì, pronto, ricordo benissimo. Io sono rimasto interdetto, si potrebbe dire semi-impietrito, è chiaro che non sai cosa fare, ma mi sono pentito 1000 volte 1000 di non aver parlato con Sebastiano, dicendogli già allora, semplicemente, a immaginarlo, la verità su di noi, punto. Io avrei potuto, parlando con Sebastiano, a dirle tranquillamente chi ero e motivo per il quale avevo chiamato per la 4ª volta in quel giorno quel numero. Certo. E sarebbe stato molto meglio, molto. Lui a quest'ora non avrebbe di che dichiarare come lo fa, continua a farlo. Non dico la parola che mi viene, ma lo dico bonariamente, le incongruenze che ha messo lui addosso a tutta questa faccenda. Quindi poi dopo ti è venuta l'idea di chiamare Nastri, Certo, esatto. perché era l'unico modo che era, avevi per sapere che era l'unica persona che io sapevo, lui e Gabriella. Gabriella l'avevo conosciuta solo una volta, lui Salvo me l'ha presentata, e ricordo il punto preciso, era
del circuito che per noi a Trieste è conosciutissimo, dei Campi Elisi. C'è una gelateria, Vitti si chiama, e di fronte io stavo camminando a modo di fare un allenamento perché il circuito ha 1500 metri ed è bellissimo per ripeterlo 4-5 volte, considerarlo un più che decente allenamento. E me l'ha presentata lì pochi mesi prima e sapevo per bocca di Liliana della loro esistenza, del fatto che abitavano il portone accanto, eccetera eccetera. Per cui Quindi poi il giorno dopo però sei andato comunque a cercarla, no? ma io allora adesso entriamo in tutte quelle stupidate che ha detto, giusto per farsi luce, perché ha bisogno di farsi sentire da qualcuno. Io Covalero lo conoscevo da più di 30 anni, sicuramente, lui e il fratello avevano fatto attività con noi, lui non può non ricordarsi perché l'ho visto in tutte le riprese video che hanno fatto vedere in questi 2 anni su di me. Una mi ritrae mentre sto compiendo, ed era il 2010, 20 novembre 2010, io compivo 50 anni di attività sportiva agonistica ininterrotta e ho voluto fare 50 km sullo stadio di Muggia, che mi aveva visto più volte gareggiare. E Covalero e tantissimi altri amici come lui, e allora lo consideravo una persona normale e amica, e hanno voluto accompagnarmi in diversi di questi giri, perché la prima ora, le prime 2, le prime 3 le fai con relativa tranquillità, facilità, ma io ho impiegato, perché le ho fatte di marcia, camminando, non correndo, 50 km ti portano via sempre 5 ore o poco meno, se non vuoi fare una gara proprio, se la fai giusto per. E lui faceva parte sicuramente, l'ho visto in più riprese, è anche rimasto fino alla fine, penso, del gruppetto di persone che si alternavano e in fondo negli ultimi minuti, negli ultimi quarto d'ora, 20 minuti, sono rimaste con me sempre di più e sempre più foltamente, se vogliamo. Ho concluso che per me in quello stadio ci saranno state 200 persone, compresa la fanfara di Bersaglieri, che ha suonato gli ultimissimi giri che ho fatto, perché 50 km corrispondono sempre a 125 giri di pista, ma insomma comunque ha fatto con me diversi giri di pista al mio fianco, perciò, e dopo si perde adesso a mettere in dubbio la nostra relazione, e lui dovrebbe ricordarsi, perché io l'ho cercato per primo, perché sapevo del loro ritrovarsi ogni tanto a prendere un caffè in quel bar che è di fronte sulla via Alessandro, di fronte alla posta, dove lui aveva il suo ufficio, diceva, nulla facente, era posato là su una sedia, ogni tanto qualcuno gli offriva un caffè, e anch'io l'ho fatto più volte nei giorni immediatamente successivi. Per bocca di Lilli sapevo che ci vedevano là e l'ho cercato per telefono, avevo il suo cellulare, è chiaro, come quello di tantissimi altri, forse centinaia e centinaia di amici, e ci siamo messi d'accordo. Lui mi ha detto che pensava già, e poteva essere o il 23 o il 26 dicembre, a occhio, uno di quei 2 Da quello giorni, che risulta dalle carte il 26. Va bene, sposo il 26, io non ho fatto nessuna crocetta, purtroppo, su nessun calendario, perché non avrei mai immaginato, che questa storia, dopo 2 anni e mezzo, oggi, dopo 2 anni e mezzo, è ancora tutta da scrivere, purtroppo. Quindi siete andati, l'hai accompagnato sul... Io con la mia macchina l'ho accompagnato, perché lui mi ha detto che avrebbe voluto fare in discesa, cioè ispezionare la strada del Monte Spaccato, solo che essendo periferica molto e anche molto scorsesa, lui ha detto che per farla in salita saranno non tanti, saranno anche un paio di chilometri, forse 2-3,
però tutti estremamente difficoltosi come sentiero carsico, e lui ha detto io li farei volentieri ma in discesa, se qualcuno mi porta a Monte Spaccato vengo giù, e io l'ho portato al Monte Spaccato, e non è vero come lui dichiara dopo che dopo me ne sono andato, un cavolo. Io sono andato ad attenderlo dove lui ha finito il sentiero, lo aspettavo dove finisce l'asfalto per chi sale fino a là dalla strada di Basovizza, strada per Basovizza, e quella lì, ecco, lo aspettavo, e aspettandolo anch'io ho fatto le mie ricerche. C'è una chiamiamola baracca piatta, di quelle che servono per tenere dentro gli attrezzi, avrà 3 metri per 4 o 2,5 per 3, qualcosa così, con cancelli tutti fatti di latta, di ferro, con un doppio cancello che si chiude, senza lucchetto, per cui l'ho aperta. Sullo sfondo di questa latta c'è ancora, perché c'ero pochi mesi fa, ho portato una troupe televisiva che per curiosità mi ha chiesto di portarli là, e c'è ancora il sacco nero con dentro indumenti lasciati da più di 2 anni dallo stuolo, diciamo così, di gente dall'est che attraversa i confini. Ancora oggi il governo ha messo dei controlli sui confini, una perdita di tempo assoluta, perché i clandestini arrivano tutti, non per la strada principale che unisce la provincia di Trieste con la Slovenia, e ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 principali, a cominciare dal Lazzaretto che è a Muggia e a finire a Goriansko che è in comune di Duino Orisina. Ce n'è 6 o 8 principali e dopo un sacco di biottoli, e uno andrà a fare il trasbordo, venire in Italia seguendo la strada statale, con la polizia e la finanza eccetera là che li aspetta 100 metri più a destra o più a sinistra, attraversi il confine liberissimo, per cui se uno vuole li insegno io per strada, così che 100 metri a destra e a sinistra e attraversi il confine che non c'è nessuno. Vabbè, ritorniamo a Lilli però. Quindi tu l'hai aspettato lì dove finisce il sentiero, no? E avete continuato insieme poi. E dopo con lui siamo andati prima alla stazione di Guardiella, ex stazione ferroviaria. Mi sembra che ci passi ancora un treno ogni tot, perché è la linea che collega la nostra stazione all'altopiano. E la vecchia stazione però non è più, è in disuso completamente. C'erano un paio di macchine, ricordo benissimo, posteggiate là, abbandonate, qualcuna smembrata anche, e anche là abbiamo fatto ricerche, perché il terreno in teoria comodo ed è a 200-300 metri da casa loro, e si poteva benissimo prestare per nascondere un qualcuno, per dire. E invece infruttuosa la ricerca, e subito dopo con la mia macchina siamo andati quel giorno al capolinea della linea 12, dove avevo fatto anche quel pezzo di sentiero, perché io c'ero una sola volta a Capofonte ed era quella con lui, e attaccato c'erano 2 persone che portavano giù la macchina da cucire, ma era messa là in bella mostra accanto al cassonetto, e lui se l'è vista e mi ha chiesto se potevamo vedere se stava in macchina, perché non aveva altro modo per eventualmente portarsela, che lui la sognava da anni, e l'abbiamo messa tranquillamente nel baule della macchina mia, che aveva una Clio allora, e lui ha detto dopo, posteriori, in quel momento non ha detto chip, perché sul fondo c'erano 1 o 2, attualmente ci sono ancora, sacchi neri famosi dopo. Ecco, i famosi sacchi neri hanno servito per posare la sua macchina da cucire, se ce l'ha ancora a casa, nel mio baule. Ecco, l'ho portato a casa e ho scoperto dove abita. Io sapevo circa dove abitava per bocca di Lilli. Ho scoperto, perché l'ho scaricato davanti a casa, e dopo ho scoperto anche per bocca sua che dalla sua
dalla sua finestra vedeva la finestra di Lilli, della casa di Lilli. Questa è una novità assoluta, è stata per me, scoperta un anno fa. Bene, ecco, l'amico Covalero deve sapere che Claudio gli ha detto quel giorno, se mangia memoria peggio per lui, della nostra relazione. Lui lo ha saputo per filo e per segno, esattamente come non tanti giorni prima lo avevo detto a Salvo e a Gabriella, e addirittura il sabato precedente, cioè che giorno poteva essere, l'ho detto a Sergio, quando, la primissima volta che ci siamo visti, e la sua cugina. Ecco, la cugina che lui dice sarcasticamente che sono andato a cercarla è indifferente quanto, io sono andato una sola volta a cercare Silvia. Silvia, eccolo, esatto, a Plavie, se uno vuole, quando vuole lo riporta un giornalista qualsiasi a fare il giro che ho fatto alla ricerca di Silvia, trovando 2 persone o 3 alle quali ho chiesto cognome eccetera, se sapevano dove abitava, negativa, e mi sono preso su e sono tornato indietro, ma io l'ho cercata fino a 200 metri da dove abita, scendendo da quando si arriva al paese per la strada che porta dall'Italia là. Ecco, sono sceso di 100-150 metri, la donnina che ho incrociato, per la quale ho chiesto notizie, giusto per raccontare l'aneddoto, aveva un bimbetto, una mammina con un bimbetto in braccio che non parlava una parola di italiano, mi sono fatto capire in sloveno quel poco che so, e lei mi ha detto che sicuramente da là in giù non c'era nessuna Silvia così descritta Radin. Allora ho invertito la marcia con la macchina e sono salito, ho parlato di fronte alla chiesa giusto per conoscenza di Covalero. Di fronte alla chiesa ho parlato con una persona che era mi sembra un professore di scuola, qualcosa così, anziana come me o quasi, e anche lui non sapeva niente di quella. Ha detto che siccome il paese è lungo un paio di chilometri poteva essere a monte, e me ne sono andato a monte chiedendo altre 2 volte a altre 2 persone, sia all'uscita del paese che praticamente in periferia, a 2 chilometri per poco meno di dove abita Silvia, a una coppia, ricordo di averlo chiesto anche, e mi sono scornato, mi sono preso e sono tornato a casa e amen. E ho trovato Sergio, e dopo con Silvia ci siamo trovati la domenica successiva, tutti i parenti, ho conosciuto tutti i parenti le cugine che sono venute da Cittadova eccetera, e ho fatto conoscenza con tutto il parentado di Liliana in Piazza Unità, al Caffè degli Specchi. Questa è la storia di quei primi giorni, altro che. E poi Ecco, c'è per cui sempre io la sono questione andato... che continuano a ribadire che tu hai indicato il boschetto, che tu hai indicato il boschetto. Altra menata, io il boschetto l'ho nominato non quello dove lei è stata trovata, ma il roseto che sta di fronte. Quel boschetto io ci sono entrato per la primissima volta il martedì successivo al suo ritrovamento, portato da Salvo, e neanche lui sapeva in quel caso esattamente dove fosse il posto preciso. Un'ulteriore settimana dopo, perché per me quello è il posto dove l'avevano trovata, amen. E una settimana dopo mi ha portato Covalero stesso, tanto che si dimentica delle cose, e sul punto preciso dove era tutto transenato con il nastro bianco-rosso, e c'era ancora lì la coperta di alluminio famosa, e lui ha detto: ma questa quasi quasi me la prendo come souvenir, come ricordo di Liliana, questa quasi quasi me la prendo come souvenir, come ricordo di Liliana. E lui è entrato là e si è portato via la coperta, ed ero là, coperta, è una, Sì, una metallina. un pezzo di alluminio, Sì, una metallina. quella che viene data alla fine di ogni maratona a tutti gli atleti, esatto. Ecco, questa è la storia di Covalero. Dopodiché, chissà come e perché, e io sono convinto che è soprattutto per motivi di invidia, perché io avevo Lilli mia, dico mia, per 40 anni come persona, come amica, come anche amante,
quando lui tentava probabilmente in tutte le maniere di farsela, invece gli è andata sempre in buca. Allora, ecco perché i suoi sardoni sono caduti tutti per terra, come diceva lei, quando io, più per scherzo che per altro, le dicevo: ma tu bevi il caffè con tanti di quegli uomini, qualcuno che ti butta qualche sardone c'è in mezzo? Possono buttare tutti i sardoni che vogliono, tanto cadono tutti per terra. Letteralmente parole di Lilli, altro che Covalero. E dopodiché Covalero ha cominciato a parlare un'altra lingua, peso per lui, così si è dimostrato la persona che è e che ancora va in cerca di consensi. Covalero ha raccontato un sacco di palle. Non escludo che lui conosceva Lilli abbastanza, ma come me non l'ha conosciuta nessuno, suo marito compreso, nel fratello. Nessuno ha avuto da Lilli le confidenze e la conoscenza che io ho avuto. Purtroppo, e gliel'ho già detto, l'ho già dichiarato a Sergio, si sentiva tutte le settimane con Sergio, io lo sapevo, si vedevano come possibile, come normale che sia fra fratelli che siano fratelli. Io mi vedo col mio domani, per capirci, per cui il fratello è quella persona con la quale hai condiviso il posto, lo spazio nella pancia di tua madre, e vale molto di più, secondo me, purtroppo lo dico, ma è vero, di una moglie che la puoi cambiare ogni mese o di qualsiasi altro affetto. Più di un fratello possono essere i figli. Davanti. Sì, sicuramente. Davanti al fratello saranno i figli, ma io considero, a scapito delle mogli purtroppo per loro, ma il sangue ti lega al fratello e non al congiunto, che ti lega la legge. E adesso, Vabbè, sono due affetti tutti, diversi, no? Esatto, sì, ma anche obiettivamente le cose sono diverse, non si discute su questo. Però un matrimonio lo puoi rompere, una fratellanza no, punto. Certo. Questo è. Questo è il quanto, almeno fino a, ecco, Covalero compreso. Non mi sarei mai aspettato che fosse una persona così. Bene. Meglio tardi che mai. Vabbè, c'è sempre da imparare, no? Sì, della vita, la vita è veramente lezione fino al penultimo giorno. Va L'ultimo bene. no, è troppo tardi. Io direi di chiuderla qua per oggi, poi magari Ma sì, riprendiamo il perché discorso. ho raccontato la maggior parte delle cose importanti che dopo tu vedi, la puoi passare, questa la puoi mettere, la dai a Eder, ed è per me è sacra e non è niente altro che quello che ho ripetuto, anzi anticipato il 15 dicembre in polizia. È chiaro che il 15 con Covalero non ero ancora andato a cercare Lilli. Certo. Va bene Claudio, io ti saluto e ci sentiamo presto. Ci sentiamo Presto. alla prossima, sì. Ok. Grazie a te e a tutti quelli che come te si sono interessati a questo caso. Io l'ho detto e lo ridirò, altro che gossip, altro che, se non era per voi questo caso era strachiuso, purtroppo. La procura aveva intenzione di chiuderlo subito e non è andata oltre, almeno nella prima fase, al suicidio. Questo era un suicidio, tale doveva rimanere, e tutte le cose di contorno non avevano importanza. Motivo per il quale qualsiasi cosa che è successa prima, dopo, durante, eccetera, Non è stata presa nella importanza. dovuta considerazione. Eccolo, invece non è stata tenuta in zero considerazione, e questa è la cosa della quale la procura dovrà rispondere, secondo me. Va bene, Io voglio Claudio. sperare che il prossimo procuratore faccia il suo dovere. Grazie. E ci Grazie sentiamo a voi. alla prossima. Ciao, Alla grazie. prossima, ciao. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.